I sindacati presenti anche a Racalmuto per questa manifestazione che è un grido per la pace. Ogni manifestazione è un grido di speranza per la pace. La gente ha dimostrato milioni e milioni che si rivestano in piazza perché non intendono più stare a guardare questo genocidio perpetrato nei confronti dei palestinesi da parte del governo israeliano. Con la complicità del governo degli Stati Uniti stanno cercando di ammazzare un popolo. Il governo italiano deve prendere atto che il popolo italiano, e lo ha dimostrato con questi fiumi che si riversano tutti i giorni in piazza, non vuole tacere. Il governo italiano deve aiutare i volontari della flottiglia che portano medicinali, che vorrebbero portare da mangiare, che mandano i propri medici a sostituire quelli che dentro la Palestina stanno morendo. Ecco, anche da Racalmuto il sindacato lancia questo grido d'allarme assieme ai cittadini racalmutesi. Anche Racalmuto si ferma per dire no a tutte le guerre, per liberare Gaza. Voglio dire una cosa, Racalmuto non si ferma, Racalmuto probabilmente inizia a muoversi proprio per cercare di manifestare un sentimento comune, come vediamo in questa splendida piazza così piena, a beneficio della non violenza. E questo è il sentimento comune che oggi qui tutti vogliamo sposare. Il comune di Racalmuto ha aderito senza se e senza ma a questa fiaccolata per la pace organizzata dall'Arci in collaborazione con la Chiesa, con le scuole, con le associazioni. Per la verità devo dirvi, ci dispiace che qualche professionista abbia stigmatizzato la nostra assenza in una precedente manifestazione che è stata organizzata qui a Racalmuto. Una manifestazione della quale non eravamo a conoscenza e che nessuno ci ha invitati. Quindi ecco, le polemiche in questi momenti, come ha detto Angela Martorana, non servono a niente, le speculazioni. Oggi siamo qui tutti insieme per gridare pace, pace, pace. Certamente in particolare le immagini drammatiche che la televisione ogni giorno ci fa vedere, si vede questa strage in primis in Palestina, soprattutto di civili, di bambini, di donne, di anziani che vengono trucidati ed affamati, ma certamente non dobbiamo dimenticare tutte le altre guerre, tutti gli altri conflitti. Pensate che in questo momento nel mondo abbiamo oltre 50 conflitti in territori dall'Ucraina alla Repubblica Democratica del Congo, allo Yemen, alla Burkina Faso, Somalia, una cosa straordinaria che ci deve fare riflettere e soprattutto che ci addolora. Papa Francesco diceva: è scoppiata la terza guerra mondiale, seppur a pezzi, ed è davvero la verità, perché oggi in tutte le parti del mondo assistiamo a queste trucidazioni di bambini e di civili. Alcune guerre, pensate, si combattono da decenni e sono quasi dimenticate. Quindi oggi qui tutti insieme dobbiamo gridare pace per il territorio della Palestina. Noi siamo tra quelli che riteniamo che ci devono essere due territori e due popoli, ma in ogni caso pensiamo che deve elevarsi il nostro grido di pace per tantissimi altri conflitti. Pensiamo per un minuto all'Ucraina, che è alle porte della nostra nazione e che le ultime notizie di droni che girano per le nazioni europee sono un'ulteriore preoccupazione per tutti. Noi vorremmo, come diceva Angela, restare umani, soprattutto preservare il futuro per i nostri figli e per i nostri nipoti. Ed ecco perché nessuno deve fare un passo indietro, ma dobbiamo essere insieme tutti quanti a gridare pace, pace, pace.
Grazie al sindaco, la pace va costruita giorno per giorno. Adesso vorrei passare la